belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo! Dimmi la levarcassa! Sei per caso contento? Sono per caso contentissimo. Dove mi hai portato? Qui siamo a Venezia, Sestriere di Castello, e questa è l'unica strada veneziana che si chiama Via Garibaldi. Forte, non lo È sapevo. molto particolare, in realtà in origine era un canale che è stato interrato e si è creato questo vialone bellissimo dove si respira la vera venezianità in qualche modo. Però alla fine di Via Garibaldi c'è il portale d'ingresso Del villaggio Coldiretti! sano, buono, ma soprattutto italiano! Entriamo! Sì! Benvenuti al villaggio di Coldiretti. Siamo a Venezia in una realtà unica e inestimabile in cui abbiamo portato l'agricoltura in un centro storico non soltanto importante per il suo patrimonio artistico e culturale, ma che è anche storico e legato profondamente a quello che è il mondo della ruralità e il mondo dell'agricoltura. Un villaggio che propone ai cittadini veneziani e ai visitatori provenienti da tutto il mondo il meglio dell'agricoltura regionale e nazionale, ma anche momenti di confronto e di approfondimento su quelle che sono le tematiche proprie del nostro mondo e anche di quelle che sono ad esse collegate. Al tempo stesso è l'occasione per riallacciare e confermare quel rapporto tra consumatori, cittadini e mondo dell'agricoltura, per noi sempre più fondamentale per perseguire quelle battaglie anche di carattere sindacale che stiamo portando avanti proprio in questo periodo. Dal cibo sintetico o cibo cellulare a quella che è la più recente invece attacco alla dieta mediterranea che noi vogliamo difendere, non soltanto per un'esigenza di carattere economico e produttiva delle nostre aziende, ma anche per un'esigenza di carattere sociale e di carattere salutistica. Oggi purtroppo il cibo sta diventando uno degli argomenti e uno dei temi anche di carattere geopolitico. Noi vogliamo che invece rimanga patrimonio delle imprese agricole, patrimonio dei cittadini e soprattutto uno strumento anche di carattere sociale e salutistico di cui non possiamo assolutamente permetterci di perderlo. Allora a maggior ragione abbiamo bisogno di appuntamenti come quello del villaggio di Coldiretti di Venezia per riallacciare appunto il rapporto con i cittadini e i consumatori, per ribadire l'importanza e il sacrificio dei nostri produttori che fanno quotidianamente su un cielo che ormai purtroppo è sempre più difficile per quanto riguarda le condizioni climatiche e che quindi per noi è fondamentale appunto far capire a chi non conosce il mondo dell'agricoltura
quanta passione, quanto amore, quanta dedizione e quanto impegno c'è quotidianamente da parte delle nostre donne e dei nostri uomini. Quindi per noi è un'occasione straordinaria non solo di visibilità, ma di conoscenze, di approfondimento e di cultura, che vogliamo diffondere anche alle giovani generazioni che sono coinvolte nei nostri agri-asilo, nelle attività che sono proposte a tutti i livelli, anche negli spazi a loro dedicati. Quindi per noi è veramente un grande momento, non solo storico ma anche di carattere sindacale, e che speriamo abbia a lungo gli effetti per rimarcare quell'importanza che il mondo rurale ha e deve riavere anche nell'ambito delle politiche sia nazionali che internazionali. Trovo sotto questo sole caliente, su questo piccolo ponte di Venezia. Alle mie spalle termina il canale San Pietro e inizia via Garibaldi. È il luogo in cui si è deciso di ubicare il villaggio della Coldiretti tra Riva Sette Martiri, Viale Garibaldi e i giardini della Biennale. Quindi un luogo molto bello e molto particolare per questa città. Quando fu costruita via Garibaldi? Non c'è sempre stata. La realizzazione è del 1807 ad opera dell'architetto Gian Antonio Selva, il quale rispecchiava un po' quelle che erano le dinamiche architettoniche e urbanistiche del tempo, cioè c'era l'esigenza di razionalizzare gli spazi, creare ambienti molto più ampi, anche più salutari dal punto di vista della conduzione sociale degli abitanti della città, e quindi parte del canale viene interrato, è un Rio Terà fondamentalmente, e diventa un viale molto ampio, molto spazioso, e oggi è una bellissima passeggiata di quasi 400 metri che congiunge sostanzialmente la zona dell'Arsenale al bacino di San Marco. Si chiamava via Eugenia, questo dal nome Eugenio, figlio di Giuseppina, la prima moglie di Napoleone, era vice re d'Italia. Poi dal 1866 cambiò il nome in via Garibaldi, con Garibaldi ancora vivo, e questo è testimoniato da una bellissima scultura che si trova all'inizio dei giardini, in cui oltre al condottiero alle sue spalle c'è un figuro, un soldato che in realtà è uno dei 1000 veneziano, si dice sia Giuseppe Zolli, il quale nella statua guarda le spalle al grande condottiero. Questa grande statua si trova proprio nel punto di raccordo tra via Garibaldi e i giardini, che erano i giardini pubblici voluti appunto dalla Francia, quindi i giardini napoleonici, una sorta di Central Park della città di Venezia. Da 100 anni ospita la Biennale di Venezia, quindi è un luogo molto bello, ma soprattutto un luogo d'arte. E mi piace ricordare, tra i vari monumenti che si trovano all'interno dei giardini di Venezia, questa scultura molto particolare. È una scultura partigiana edificata su un basamento voluto dal grande architetto Scarpa, che è cangiante nel corso della giornata, perché in certi momenti, in base alle maree, viene sommersa dall'acqua e quindi cambia prospettiva. Quindi una zona di Venezia forse meno conosciuta rispetto ad altre, ma che ci sta offrendo davvero agli occhi, ma anche al cuore, emozioni incredibili. Finalmente incontro Ivano, grande! Ciao Ivano, tutto bene? Sì, molto bene. Allora, siamo nel cuore del villaggio Coldiretti e lui, Ivano, produce un formaggio di altissima qualità da 4 generazioni, non è vero? La quarta generazione ha cominciato la casificazione. Prima facevamo solo l'allevamento, ma l'abbiamo rivoluzionato l'allevamento. Mungiamo le nostre vacche in autonomia con i robot di mungitura. E quante ne avete di vacche? Ne abbiamo 100 in lattazione e trasformiamo un terzo del nostro latte. Che diventa questo prodotto che vediamo qua. Come vedi, tutti i prodotti che facciamo qui li facciamo nel nostro laboratorio. Quindi nel corso del tempo, arrivati appunto alla quarta generazione, avete
migliorato e sviluppato non solo l'allevamento ma anche la produzione casearia, e so che voi siete molto all'avanguardia dal punto di vista delle forniture tecnologiche che aiutano a rendere il prodotto migliore. Cosa avete combinato? Cerchiamo di stare sempre al passo coi tempi. Primo abbiamo pensato alla nostra fornitura elettrica, quindi da subito abbiamo fatto un impianto di biogas piccolo, 100 kW, che ci ha permesso in autonomia di avere acqua calda a disposizione per trasformare il nostro latte, e negli ultimi anni qua abbiamo migliorato anche i nostri fieni essiccandoli con un essiccatoio, quindi la medica che daremo da mangiare è un prodotto top. Quindi voi raccogliete il fieno, lo essiccate attraverso questo sistema all'avanguardia che produce quindi un alimento per le vacche migliore, indubbiamente. Di sicuro, già lavorando questa erba medica fresca, tagliata, dopo 2 giorni la imballiamo, la mettiamo in rotoli sopra l'essiccatoio e viene fuori una meraviglia. Raccontaci qualche prodotto di questi ultimi anni, insomma, dove siete arrivati con la qualità del formaggio. Guarda Lele, a Casus Veneti la nostra mozzarella è stata premiata, ma per non parlare anche del campagnolo affinato alla birra. Ah, questo è affinato, viene quindi inserito all'interno di un contenitore. Viene lavato ogni 2 giorni per il primo mese con una birra di lavorazione belga, di produzione dei nostri agricoltori. Questo conferisce un sapore particolare, evidentemente. Tutti i loro lievi, tutti i suoi sapori vengono concentrati all'interno di questa licornia. Poi avete altre cose davvero squisite, fanno parte di questa eccellenza trevigiana. Le nostre cacciotte speziate sono famose in tutto il comune, in tutta la provincia di Treviso. Casus Veneti il primo anno ci ha conferito subito la medaglia d'oro per quella del peperoncino. Insomma, avete sposato la tenacia, la tecnologia e la lavorazione davvero particolare per produrre questo ben di Dio. Ma a te cos'è che piace di più del tuo lavoro, della tua azienda o di questi prodotti? Qui c'è tanta passione, Lele. E ci si sveglia il mattino, si va a letto la sera, ma la testa fa fatica a staccare. Ciò che piace, io ci sono nato all'interno di un'azienda agricola perché siamo la 4ª generazione e non c'è un qualcosa che non piace, perché il contatto con gli animali, il contatto con la natura, riuscire a portare l'energia alle piante dei miei animali per fare un prodotto sano, se è vero che siamo ciò che mangiamo noi, meglio mangiano le mie mucche, certo, migliori saranno anche i miei formaggi. Io direi a questo punto di assaggiare il formaggio che produce Ivano con tanta passione e tanto amore in provincia di Treviso, a pochi passi da Istrana. Certo, Ti troviamo online? sia su Facebook sia su Instagram e anche il nostro sito internet. Vacca Mora, altissima qualità. Non puoi andare via senza assaggiare il Gran Vacca Mora. Oh, eccolo qua, il famoso Gran Vacca Mora. Straordinario, ONAF Treviso gli ha dato 98 punti su 100. fantastico, scusate. Grazie Ivano, grazie di cuore. Spesso vi trasmetto le mie emozioni quando visito o raggiungo dei luoghi davvero belli dal punto di vista artistico, estetico, in questo caso che hanno molte storie da raccontare. Qui la mia emozione si raddoppia perché ho molti ricordi importanti legati a questa chiesa, San Giovanni in Bragora, che si trova prospiciente a un campo con dedicazione a 2 patrioti veneziani nel sestriere di Castello. Pensate che questa chiesa per la prima volta venne costruita nell'829, dopodiché ci furono diversi rimaneggiamenti e ricostruzioni. Ciò che vediamo oggi è
frutto di un grande restauro che è iniziato nel 1475. La leggenda racconta che San Magno, che era il vescovo di Oderzo, quando fuggì da Upitergium per l'arrivo dei Longobardi nel 639 e raggiunse la laguna veneta, ebbe in sogno il Signore che gli ordinò di costruire 8 chiese, di cui una dedicata a San Giovanni Battista e una a San Zaccaria. Poi nel X secolo, sotto il dogado di Candiano III, venne ricostruita e ampliata perché doveva ospitare, così si racconta, proprio le reliquie di San Giovanni Battista. In realtà poi appunto venne più volte modificata, il campanile crollò più volte, quello che vediamo oggi è ottocentesco. Però questa chiesa è uno scrigno d'arte, perché contiene tantissimi artisti della scuola rinascimentale veneziana. Ma perché San Giovanni in Bragora? Bragora, non esiste una certezza documentale su questo appellativo. Le teorie più diffuse dicono che potrebbe derivare da agorà, dal greco quindi, indicando una piazza, oppure da brago, che nel dialetto veneziano significa fango, melma. Dobbiamo ricordare che a pochi passi da qua, vicino all'Arsenale, ci furono molte barene bonificate proprio per permettere la costruzione di quel cantiere così importante per la storia della città. Oppure da bragolar, forse è quella che io accredito di più, che in veneziano significa proprio pescare. All'interno c'è appunto, come dicevo, un trionfo artistico davvero fondamentale per la storia di questa bella città. Per esempio la cappella di San Giovanni Elimosiniere, con una teca medievale che raccoglie proprio le spoglie di San Giovanni Elemosiniere. Poi ciò che mi colpisce, ce ne sono davvero tante opere all'interno di questo luogo sacro, sono 2 quadri, 2 tele di Alvise Vivarini, il Cristo benedicente e la Madonna con bambino. Su tutte queste opere contenute, quella a cui sono più affezionato è la grande pala che si trova alle mie spalle, di Cima da Conegliano, che rappresenta il battesimo di Cristo ed è del 1492, lo stesso anno in cui venne scoperta l'America, ed è posta al di sopra di questo altare meraviglioso del Livioni del 1685. Perché mi è così cara quest'opera di Cima da Conegliano? Intanto perché proprio più di 10 anni fa, da cui partiva la mia prima esperienza di scoperta della bellezza di questa regione, della regione del Veneto, camminando proprio da questo posto, da San Giovanni in Bragora, verso il Monte Peralba, risalendo il corso del fiume Piave. Questo perché Neri Pozza, che è stato un grande intellettuale, scrittore ed editore vicentino, diceva che evidentemente l'acqua con cui viene battezzato Cristo, che si trova immerso con i polpacci in questo fiume, in questo torrente, siano proprio le acque del Piave, che Cima visse profondamente, scappando per la pestilenza dalla città, raggiungendo il suo paese natale che era Conegliano. È un'opera di una eleganza straordinaria, in cui c'è questo trionfo del colore del Rinascimento italiano di quell'epoca. Cima da Conegliano era in assoluto un campione dal punto di vista del disegno, ma anche del colore, e l'eleganza delle 2 forme, i 2 corpi che ci raccontano questo momento fondamentale per la cristianità, vengono resi perfettamente. Come vi dicevo, quando entro poi in questa chiesa sento echeggiare le note del grande Prete Rosso di Vivaldi, che nacque in questa parrocchia di Venezia, qui fu battezzato e da qui partì la sua carriera artistica, diventando il più importante compositore e musicista del barocco. Artista che poi venne scoperto molto più tardi, dimenticato per secoli e ripreso alla grande invece nel corso del 1900. Rendendo omaggio a questa figura, mi verrebbe da immergermi in queste note magiche che danno emozione, energia, ma soprattutto ci caricano di grande spiritualità.
cose d'ogni giorno nascondono segreti a chi li sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare un frutto ci vuole il fiore, per fare il fiore ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore, per fare un fiore ci vuole un ramo, per fare un ramo ci vuole un albero, per fare un albero ci vuole un bosco, per fare un bosco ci vuole un monte, per fare un monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore. Questo grande evento, il villaggio di Coldiretti, si svolge a pochi passi da questo luogo così importante per la storia della città, l'Arsenale. Ed è pazzesco osservare l'immensità di questo luogo e l'importanza che ha avuto nella sua storia. Intanto il nome già è particolare, Arsenale, che deriva da Daras Sina, è un termine arabo e questo ci ricollega ai grandi rapporti che Venezia ha avuto con l'Oriente. Poi venetizzato, italianizzato nel tempo, diventa Darzanà e addirittura Dante Alighieri nel XXI canto dell'Inferno parla di questo luogo come Arzanà. Il linguaggio cambia, da Arzanà diventa Darsanà. Oggi chiamiamo Darsana il luogo in cui approdano delle barche. Ecco, le Darsanà, le darsene, erano questi specchi d'acqua in cui venivano varate le navi prodotte all'interno di questo luogo. Pensate che il primo nucleo è del XII secolo. Oggi occupa una superficie di 48 ettari e dovete immaginare che questo corrisponde circa al 15% della città di Venezia, quindi un luogo davvero enorme. Ma perché qui? Questo perché aveva grandi spazi acquei da sfruttare, molto vicino al bacino di San Marco, che un tempo era il porto della città di Venezia, e soprattutto perché alle spalle dell'Arsenale da nord provenivano le zattere con il legname che giungevano dalle Dolomiti e quindi lungo il corso del fiume Piave. Dara Sina in arabo significa casa della fabbrica, dell'industria. Infatti l'Arsenale è famoso perché forse è stata la prima industria moderna in assoluto nel mondo. Pensate che all'interno di questo spazio, nei periodi d'oro della Repubblica, erano occupati 2000 lavoratori chiamati arsenalotti e fabbrica perché compivano dei lavori standard. Quella che potremmo definire una sorta di catena di montaggio ante litteram. Qua si costruivano le famose galee, le navi sia da combattimento che navi da commercio che spaziavano in tutto il Mediterraneo. Infatti, una delle tappe dei viaggi dei veneziani verso Oriente era il Pireo, quindi siamo in Grecia. Cosa succede? A un certo punto c'è una battaglia, una campagna militare condotta da Francesco Morosini proprio in Morea, quindi nel sud della Grecia. E i leoni che vediamo all'esterno dell'Arsenale sono bottino di guerra di quella campagna. In particolare, dei 4 leoni, quello alle mie spalle è più imponente, più grande. Pensate che lo si vede passeggiando, ma non si ricostruisce mai questa storia molto particolare e misteriosa.
arriva a Venezia ed è alto 3,80 m. C'è un evidente restauro sulla faccia di questo leone, un cambiamento fatto dai veneziani sulle fauci. La particolarità è che presenta ai lati delle scritte runiche, sostanzialmente il linguaggio dei vichinghi di un tempo, perché nel XII secolo facevano parte della guardia ufficiale dell'imperatore di Bisanzio. Quindi c'è questo rapporto pazzesco tra Oriente, Nord Europa con gli scandinavi, e questo rappresenta l'essenza di quello che era Venezia. Quindi una città cosmopolita, molto importante per i traffici commerciali, che comunicava con il Nord e con l'Oriente. E questo è l'emblema di una storia durata quasi 1000 anni. Io sono catturato dalla bellezza di questo luogo, pensando a ciò che accadeva all'interno, che Dante lo riporta benissimo nell'Inferno, e ci ricostruisce una città così moderna per quei tempi, che la rendeva talmente forte e importante, motivo per cui siamo qui a raccontarla con il cuore che pulsa di emozioni, di gioia e di storia. Ma quanta gente, oh. Quanto caldo. Incredibile. Io sono un po' stanco, tu? Io sono molto stanco. Bisogna di energia? E quindi? Mangia del miele. Allora. Casualmente. Ciao Buongiorno, Daniele. ciao. Emanuele. Ciao Emanuele. Raccontaci, miele, api, perché qua? Come mai? Perché qua? Perché intanto al villaggio Coldiretti sono stato invitato e io con piacere sono venuto qua. Anche perché io sono dentro su dei progetti con la Coldiretti per la salvaguardia di Venezia. Dunque, nella città di Venezia ci sono anche delle api. A Venezia. Proprio vicino a noi. Non si immagina mica, no? No, infatti Venezia, api, fiori, dove sono? Quindi con Emanuele, Sì, perché non ma- approfittare, no? Posso vederle? Ma certo. Cioè, lui magari... dice. api no. Ha paura. Ha paura di essere Ha paura, punto. sì, No, perché se le api sono però, buone. però assaggiare il miele dalle api veramente? Vabbè, ma sono cose da Ivo Gallo. quindi. Esatto. Allora io vado con Io lui. continuo a visitare Vai. questo enorme villaggio della Vai, Coldiretti. enorme, Enorme. enorme. Miele. Quindi noi andiamo, giusto? Ok. Ok, vai. Siamo all'interno della società Thetis, che è nell'Arsenale Nuovissimo di Venezia, una società che si occupa di tematiche ambientali, di ingegneria ambientale a livello sia italiano che europeo. E all'interno di questi spazi Thetis ospita un progetto, il Giardino delle Api, che è un progetto molto importante che abbiamo lanciato proprio nell'ottica della preservazione della biodiversità. Facendo tanti progetti a livello locale e europeo su questi temi, abbiamo voluto lanciare un messaggio forte, ospitando 4 arnie, dove appunto numerosissime api girano nei nostri spazi, anche oltre, per dare questo importante messaggio di difesa della biodiversità
difesa ambientale e dare anche un messaggio per la preservazione degli habitat naturali in ottica futura, in ottica di adattamento al cambiamento climatico. Per questo alle mie spalle si trova il Giardino delle Api con tante specie mellifere, proprio per sviluppare ulteriormente questo nostro progetto. Il giardino è aperto negli orari di ufficio della Thetis, è aperto al pubblico e ai cittadini che possono venire a vedere questa oasi all'interno dell'Arsenale Nuovissimo di Venezia e a vedere anche le numerose opere d'arte contemporanee, ecco, che danno anche un messaggio forte ambientale, che sono il rilascio di diversi artisti contemporanei. Sono pronto, raggiungo Emanuele. Einstein diceva che se un giorno si estingueranno le api, poco dopo si estinguerà anche l'uomo, per sottolineare l'importanza di questi piccoli animaletti per l'uomo, per noi tutti. Progetto Giardino delle Api, Thetis, Coldiretti, col patrocinio del comune. Dirige tutto questo progetto, ma la chiamerai di più scommessa, Emanuele, che è l'apicoltura di turno. Scommessa anche per te, giusto? Esatto, è una scommessa anche per me, perché non credevo di fare tutto questo prodotto su questo punto qua, perché sai, con i pesticidi che ci sono in giro, con tutto quello che c'è in giro, qui è stata una grande scommessa per me. Aver portato qua 4 api e avere un risultato maggiore che dove di solito vado è stata una grossa sorpresa anche per me. E la vediamo insieme adesso. Sì, perché ricordiamo che questo progetto vuole dimostrare anche a chi ci crede meno che qui a Venezia è possibile far vivere le api e far produrre miele e tutto quello che fanno solitamente le api in altri luoghi che sembrano più adatti. In realtà Venezia è più adatta agli altri, dunque è più sostenibile dei tanti altri luoghi. Accendiamo il fumo per guardare un attimo, per farvi capire cosa c'è dentro. Vai, accendi. Perché così almeno vi faccio vedere, e sono curioso anch'io di vedere, però io, avendo una bilancia sotto, so sempre, a ogni sera, cosa ha fatto quest'arnia qui. Ieri quest'arnia qui ha prodotto 9 etti di miele. Attenzione, tu guardi dal telefonino perché la bilancia è collegata e quindi sei in tempo reale. Esatto. Forte. Esatto, allora non serve che venga su tante volte qua a Venezia, ti agevola e soprattutto le lascia in pace, così loro stanno tranquille, producono, si divertono. Adesso lo vediamo insieme. Si divertono, io comunque ho il copricapo. Sai cosa? Te lo faccio sentire a te il peso. Vai. Te lo faccio sentire a te. Prova a alzare, aspetta un attimo che lo stacco, perché è attaccato col propoli. Prova a sentire. Fa sentire. Ape, amiche mie. Porca miseria. Pesa! Visto? Ma è il peso del miele, quindi? Questo è il peso del miele. Qui ce n'è molto. Qua diciamo che in quest'anno hanno fatto già 2 melari e sono pronto per fare il terzo. Sì, diciamo che è bello, è affascinante, un po' inquietante per me che non sono abituato, tu tranquillo. No. Dai che ce la facciamo, che sono anche buoni. Ah, bene. D'altronde quando lavorano di solito sono buoni. Questo qua è pieno, anche questo qua. Stai buono, non ti faccio niente. E quindi qui sono anche state piantumate, piante mellifere in più. La Thetis ha voluto creare il Giardino delle Api con tante piante mellifere. Come diceva Gian Andrea. Quello lì è nuovo, appena messo dentro, ma se lo vogliamo vedere, vedete che è nuovo. Okay. Quante api ci saranno? Ci saranno circa 80.000 api su ogni arnia. Però. Sì. E quindi questo adesso è miele, però lo assaggiamo adesso insieme. Ah sì? Volentieri, si può? Dai, certo. Caspita. E lo assaggiamo in mezzo alle api. Prova a metterci il dito. Dito? Posso? Sì. Ma sì. Qua? Sai che le api coprono così perché questo qua è maturo, questo deve ancora essere maturo. Io posso assaggiare? Sì.
Ragazzi, oltre a essere buonissimo, non vi dico l'emozione di mangiare il miele direttamente dalle api. C'è una cosa... Non ho parole. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi, caro Emanuele, possiamo dire che qui al giardino dell'Arsenale Nuovissimo, giusto? Ricco di opere d'arte prodotte dall'uomo, questo giardino delle api è una naturale opera d'arte in costante evoluzione e viva, perché loro la rendono viva. Grazie a te che sei il loro custode e visto che loro sono amiche dell'uomo, tu sei amico dell'umanità e per questo ti ringraziamo. Grazie Emanuele, grazie. Grazie. Già, siamo all'interno del magnifico tempio di San Pietro di Castello. Pensate che sino al 1807 questa era la cattedrale di Venezia, quindi sede del patriarcato, che dopo la fine della Repubblica sostanzialmente venne spostato a San Marco, che al tempo, quindi sino all'inizio 800, era la cappella privata del Doge, mentre questa chiesa era il Duomo della città di Venezia. Ed è una chiesa imponente, lo si vede anche dall'esterno. Arrivando lungo un piccolo viale si incontra una pietra, un masegno più bianco. Pensate, quello era il luogo in cui solennemente il Doge salutava e incontrava il patriarca di Venezia, sempre con questa abitudine tipicamente veneziana di mantenere l'indipendenza tra la Repubblica e la Chiesa di Roma. Convivevano, ma comunque rispettandosi e mantenendosi sostanzialmente divisi. Questa chiesa, dicevo, è imponente proprio in quanto sede vescovile, lo si vede già dalla facciata, che è una facciata marmorea molto grande, con la parte centrale più alta sorretta da 4 gigantesche semicolonne e venne realizzata su un disegno di Andrea Palladio. La struttura originale di questa grande chiesa è del 1120, costruita sui resti dell'antichissima chiesa di San Pietro dell'841. Di quell'epoca antica rimane una piccola cappella, la cappella Lando, e invece qui ci furono
molte ristrutturazioni, ampliamenti, decorazioni nei vari secoli. Ciò che mi colpisce di più dal punto di vista artistico è assolutamente una pala di Paolo Veronese del 1885 e poi ciò che è alle mie spalle in questo momento, questo grande altare, dimensioni importanti, e c'è un motivo. Intanto le statue che vedete sono state realizzate da Clemente Moli su disegno dell'Onghena per dare rilevanza a ciò che l'altare contiene, ovvero le spoglie di San Lorenzo Giustiniani, che è stato il primo patriarca della città di Venezia. E poi c'è quella sorta di trono in pietra, la cattedra, cioè il trono sostanzialmente di San Pietro, che nasconde molti misteri. Ciò che vediamo oggi sostanzialmente è una piccola sedia lapidea ma di grande rilevanza, che ci permette di ricostruire un po' la storia di questa città che per secoli è stata la più cosmopolita del mondo. Infatti, a notar bene, questa cattedra venne donata dall'imperatore di Bisanzio Michele III alla città di Venezia e si vedono degli ornamenti arabeggianti e poi soprattutto dei versi scolpiti che altro non sono degli estratti dal Corano. Questo per farci ancora capire e sottolineare l'unione che c'era tra Venezia e le popolazioni orientali. Quindi è come se all'interno di questa chiesa le due religioni riuscissero davvero storicamente e culturalmente a convivere, e questo è un bel messaggio. Venezia è stata il cuore dei rapporti tra due mondi e tutto questo ce lo riporta ancora attraverso l'arte e alla sua straordinaria storia. Sto lasciando l'isola di San Pietro di Castello, uno dei siti più antichi della città di Venezia. Un tempo si chiamava Olivolo, è stato uno dei punti di approdo degli esuli che scappavano per le invasioni della terraferma insieme a Metamauco e Rivoalto. Si racconta, misto tra storia e leggenda, che dove è ubicato oggi il grande arsenale ci fosse in realtà un castello bizantino e quindi forse il nome deriva proprio da questo motivo. Adesso affrontiamo via Garibaldi per visitare questo meraviglioso villaggio di Coldiretti, ma questo lo facciamo subito dopo una piccola pausa. Eccoci, camminando questo immenso villaggio della Coldiretti, sono finito a Bussolengo per certi versi. Buongiorno, Ciao, ben Michele. trovati, molto piacere. Ho detto giusto, vero Bussolengo? Corretto, gli appezzamenti della nostra azienda agricola si trovano in provincia di Verona, a Bussolengo, a metà strada fra la città di Verona e il lago di Garda. Questi appezzamenti sono della nostra famiglia da 3 generazioni almeno e sono terreni tradizionalmente vocati alla frutta. In particolare la produzione di pesche, kiwi, pesca di Bussolengo e di Verona, che c'è ancora e sta ritornando e si sta sviluppando, e un po' meno le attività orticole, diciamo, per la geografia, e la produzione di olio, anche perché le colline moreniche del sud del lago di Garda sono caratterizzate dalla produzione olivicola. Dalle vostre parti c'è un microclima particolare, a nord la Lessinia, il grande bacino del lago di Garda e, come dicevi, tutta la zona collinare, quindi avete una terra straordinaria, Michele. Correttamente, ricordo anche la parte della Valpolicella, tutto il sud del lago di Garda, è una parte di pianura alta, diciamo, caratterizzata da un terreno ghiaioso, e quindi le colture che storicamente sono state posizionate in questo territorio sono collegate proprio alla geologia
di questo territorio. Però c'è da dire che dopo varie peripezie in giro per l'Europa, Perché tu facevi altro, no? esattamente, nella mia precedente vita, dopo essermi laureato ad architettura a Venezia e ad aver trascorso un periodo all'estero, ho scelto di rientrare in Italia e provare a aggiungere, diciamo, qualcosa ai lavori. Far crescere e sviluppare l'azienda. Far crescere e di farlo con la trasformazione e vendita diretta dei prodotti che tradizionalmente facevamo per noi, per la nostra famiglia, per l'inverno, diciamo, e per gli amici, e di darli a un pubblico più vasto, però mantenendo le varietà e i gusti e le ricette di una volta. Quindi è quasi come tu avessi messo su questi vasetti i segreti dei tuoi nonni in qualche modo. Della nonna, che sono state tramandate alla mia mamma, diciamo, e lei cucina tutti i giorni per me, i miei fratelli e crea ancora i suoi vasetti, ok? E mi ha aiutato a produrli, diciamo, per un pubblico più vasto. Però le ricette sono quelle e anche le varietà che abbiamo scelto, perché all'interno di una specie, possono essere i fichi, le pesche piuttosto che le albicocche, abbiamo 4, 5, 6 specie, quindi abbiamo scelto quelle che meglio si adattano per un determinato tipo di lavorazione, per le caratteristiche organolettiche e anche estetiche. Faccio un esempio di alcuni prodotti che producete e trasformate voi. Allora, partirei con la pesca, che è la tradizione del nostro territorio. Sono pesche di fine agosto, quindi sono pesche gialle che si staccano dall'osso, vengono pellate a mano e messe in composta per l'inverno con acqua e zucchero. Abbiamo anche creato 2 confetture con la pesca, di cui una pesca tradizionale e pesca con la lavanda, anche per dare la possibilità a una persona di assaggiare dei gusti particolari per accogliere un ospite a casa, e si abbina benissimo anche con i formaggi. Oppure con una tartelletta, con una torta, diciamo. Vedo che c'è scritto Sara, questo è il marchio, il brand, diciamo, del trasformato che avete. Perché si chiama Sara? Allora, Sara all'interno di Girelli, siccome siamo tantissimi, Il cognome più diffuso nella zona, diciamo. A Bussolengo, e tantissimi Girelli Luigi, per esempio. Per farti un esempio, Michele Girelli a Bussolengo attualmente ce ne sono 8, credo, sul mio telefono. Serviva Sara per distinguere un soprannome. Come succede a Chioggia, per esempio. Credo che in Italia ci sia varie isole, diciamo, di cognomi. Che derivava piuttosto che dal tipo di lavoro di una famiglia o dal nome di una persona. In questo caso Sara, abbiamo un libro che risale sicuramente a una signora, ma verso la fine dell'800 è stato creato questo ramo per distinguere all'interno di tutti gli altri rami della famiglia Girelli, ecco. Quindi i Girelli trasformano queste preziosità che la campagna regala con questo marchio che è Sara. Vi si può trovare evidentemente anche online. Ci si può trovare online, ci potete su saradelicatessen.it, sui social, e ci potete contattare, noi vi risponderemo prima possibile e si possono fare anche dei piccoli ordini, li possiamo spedire, oppure direttamente sullo shop online. A questo punto direi, e chiederei anzi a Michele di farmi assaggiare qualcosa. Che ne dici? Certamente, Lele, secondo me a questo punto ti farà assaggiare le pesche, perché sono piatto nazionale di Bussolengo. Di Bussolengo, questo l'abbiamo capito. Abbiamo tantissimi altri prodotti, però le ho qui, guarda, a portata di mano. Sono una sciccheria di una volta. Eccola qua, trasformate dai Girelli della casta dei Sara. Evviva, a te! Salute a tutti!
entrati all'interno dello spazio d'acqua dell'Arsenale, insomma, che ha lavorato per 1000 anni quasi. Non tutti possono. Non tutti possono, Fabio sì, e ha portato noi insieme a lui. E la cosa bella è che questo spazio in gran parte è gestito dai militari, quindi dalla Marina italiana, che concedono alcune aperture sulle fondamenta, quindi a piedi, un piccolo spazio per la Biennale, il resto è ancora sotto il controllo, quindi diciamo dello Stato, e questo forse lo preserva in qualche maniera. E poi però un po' alla volta si è ricreata questa consapevolezza di questo grande bene che i veneziani hanno sempre avuto, e si sta ritornando a occupare positivamente lo spazio dell'Arsenale, che è stata la fucina di Venezia. Fabio, tu porti la gente, hai questo permesso, di portarla all'interno dell'Arsenale e ne sai a pacchi di storie, come è nato, perché, chi ci lavorava. Ci piacerebbe un po', insomma, sapere da te qualche aneddoto di quello che accadeva all'interno di questa enorme fabbrica ante litteram che ha prodotto la ricchezza della città. Intanto, chi erano questi lavoratori, questi arsenalotti? E c'era qualcosa, una legge, un welfare che governava il loro lavoro, vero? Sì, gli arsenalotti erano 4 categorie di operai, erano i marangoni da nave, i calafati, i maestremeri e successivamente gli alberadori o alboranti, li chiamano in entrambi i modi. E gli arsenalotti non erano veneziani, arrivavano dalla montagna. Per venire dalla montagna a Venezia, perché loro sapevano lavorare il legno, Venezia non aveva boschi, quindi i veneziani non erano scalpellini diciamo, nella lavorazione del legno. Per venire dalla montagna li hanno invitati dando loro dei diritti, del welfare che gli altri non avevano. Loro avevano un salario garantito, come fosse un posto pubblico, quindi indipendentemente dalla mole di lavoro che ci fosse, loro il salario ce l'avevano. I parigrado fuori, che lavoravano negli square veneziani, lavoravano a cottimo. Quando lavoravano magari guadagnavano di più. Però magari c'era un periodo... Se non c'era lavoro stavano a casa. Di bonaccia lavorativa. Infatti, avevano una sorta di, chiamiamola pensione. Avevano il diritto di passarsi il lavoro di padre in figlio. Questo perché? Beh, passarsi il lavoro di padre in figlio è, secondo me, una visione geniale della Repubblica, perché la Repubblica dice: inizia a lavorare molto giovane, inizia a lavorare tra i 6 e gli 8 anni, a 40-45 anni sei coi piedi nella fossa. Quindi dice: tu genitore, fai lavorare tuo figlio con te, trasmettigli la conoscenza, quando tuo figlio è in grado di diventare arsenalotto, quindi di prendere il tuo posto, tu potrai andare in pensione. C'è un ricambio generazionale continuo. E il vantaggio grosso è che la Repubblica ha la continuità nella trasmissione della conoscenza costruttiva e forza lavoro sempre giovane. Sempre giovane. Sempre forza giovane e forte, quindi è geniale come sistema questo. Hanno il diritto ad esempio di portarsi a casa gli scarti di lavorazione del legno, trucioli, segatura, i pezzi di legno avanzati. Questo è un altro stipendio a fine mese, quindi gli danno dei vantaggi che gli altri operai che lavorano in Arsenale, ma anche quelli che lavorano fuori, non hanno. Così riescono ad imitarli. Poi per ultimo ti faccio questa domanda: noi siamo abituati dalle storie che ci raccontavano che per esempio chi lavorava all'interno delle navi quando la nave era salpata, quindi l'equipaggio, erano o prigionieri o schiavi o eccetera. In realtà c'è un mito da sfatare e raccontare come guadagnavano dei soldi queste persone. Allora, è molto bello questo. Si dice che la galea sia la gran nave dei condannati a morte, dei galeotti. Allora, in realtà Genova usava spesso i condannati a morte. Venezia no, Venezia ha sempre detto: le navi le faccio io, sono ottime navi. Se l'equipaggio è un ottimo equipaggio, siamo più sicuri che in caso di guerra o caso di maltempo, se bisogna dar forza ai remi, dire, come si diceva, duri ai banchi e vogare con forza, questi lo facessero. Quindi usava metà equipaggio stipendiato, l'altra metà erano sì magari condannati per reati minori, ma venivano invogliati a venire sulle galee perché gli veniva concesso di fare commercio sottobanco. Sottobanco nasce sulla galea, perché il banco è il posto dove i vogatori sono seduti. Sotto il banco c'era proprio uno scanso, uno spazio fisico, e la merce che doveva essere conservata in paccottiglia, quindi il termine paccottiglia anche questo nasce sulla galea, che stava all'interno di questo scanso era esentasse. Quindi questo era un vantaggio enorme, perché chi era condannato invece di passare il tempo ai piombi o alle orbe poteva vogare in nave
portava a casa delle mercanzie che portava reddito alla famiglia. Certo. Se volete visitare dentro l'acqua l'Arsenale con Fabio, cercate Fabio. Perché tra l'altro Venite col Sestante di Venezia. e ricordiamo che questa è la prima. Questa è stata la prima barca ibrida che ha circolato effettivamente a Venezia. È dal 2003 che noi abbiamo l'ibrido sulla barca. Oggi si parla tanto, sì, no, sostenibilità, macchine ibride. Noi dal 2003. Più di 20 vedere? anni. Siamo entrati col motore elettrico. Esatto. volevo dirlo. Adesso casomai lo vedremo. Fabio, grazie. Grazie a voi. Grazie di cuore. È stato un vero piacere. Grazie, grazie. Alle nostre spalle c'è quell'enorme costruzione metallica che in realtà è una gru, la Armstrong Mitchell, Un monumento. al lavoro, costruita in Inghilterra a fine 800, che è servita per a sua volta costruire un'importante imbarcazione, una corazzata, la Francesco Morosini. E qui ritorna il caro Francesco, lo stesso che portò dal Pireo quel grande leone, il leone del Pireo, che è a guardia dell'Arsenale, l'ingresso principale, nel 1687. Quindi la storia ritorna e noi siamo felici di vedere questo luogo tanto caro all'economia della città, che ha alimentato la forza e la potenza di Venezia per centinaia di anni. Adesso, se sei d'accordo, Sono d'accordo. chiudiamo questo nostro viaggio fatto di prodotti made in Italy nel cuore della città più bella del mondo. La cacia, o in dialetto agasia, in realtà si chiama robinia e non tutti sanno che fa parte delle fabacee, delle leguminose, come i fagioli, i piselli, i ceci, le arachidi, le carrube. Caratteristica comune appunto è il bacello. Avete presente quando mangiate i bagigi? Quello è il bacello, cioè il frutto della leguminosa. Come tutte le leguminose, la robinia vive in simbiosi con un batterio che fissa l'azoto sul terreno. Per questo si usa la soia, ad esempio, per azotare il terreno per le successive colture. Quindi un albero che è generoso nei confronti del suo terreno, ma è molto importante e molto amato dalle nostre amiche api che prima abbiamo incontrato. Perché? Fiorisce, i suoi fiori profumati sono dei grappoli di fiori che danno molto miele alle api. Infatti è una delle migliori piante mellifere. Il miele d'acacia ha due caratteristiche che lo contraddistinguono e lo rendono migliore di altri. Cioè un grado di fruttosio molto alto, quindi non so se avete mai notato che non cristallizza mai, resta sempre liquido. Per questo il miele d'acacia non cristallizza mai e resta sempre liquido. Altra caratteristica è la crisina, questa molecola che è antiossidante e antinfiammatoria. Infatti il signore che ha appena starnutito dovrebbe mangiare un po' di miele d'acacia, non so se l'avete sentito, io sì. E quindi un albero, la robinia, che è molto generoso, anche se considerato infestante, solo perché a volte sfugge alla mano dell'uomo perché si sviluppa in maniera molto veloce rispetto ad altre piante. In realtà è molto generosa per il miele, per l'azoto, il legno dell'acacia è molto pregiato per vari usi, quindi ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita.
Ivo Gallo. Dimmi, le Marcassa. Chiudiamo questa avventura. Qui abbiamo raccontato alcuni luoghi molto belli di Venezia, Sì. ma soprattutto abbiamo vissuto questa esperienza che ci ha regalato il villaggio di Coldiretti, Sì. in cui c'erano praticamente tutti i prodotti dell'agricoltura e della gastronomia d'Italia. Un Tutti festival concentrati di prodotti e di produttori. questo luogo così meraviglioso, a pochissimi passi dall'Arsenale di Sì. Venezia, questa antica e famosa fabbrica che produceva le navi importanti che solcavano tutto il Mediterraneo. A tal proposito, mi piacerebbe chiudere con alcuni versi dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Attenzione. Abbiamo già citato in particolare il 21° canto dell'Inferno, dove parla proprio dell'Arsenale. E diceva: quale nell'Arzanà dei Viniziani bolle l'inverno la tenace pece, a rimpalmare i legni lor son sani, che navicar non ponno in quella vece chi fa suo legno nuovo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece. Da Ivo Gallo Ma soprattutto da Lele Marcassa. si chiude questa puntata speciale della Racola. Noi torniamo con tutte le nuove puntate ad ottobre. Ciao a tutti e grazie. Tutti al villaggio a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti, pianta fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri dell'amore e il cuor farà 3000 capriole.